Rifugio forestale Sellina, ricostruito dagli operai forestali della regione Piemonte, con la collaborazione del comune di Roccabruna, della comunità montana Valle Maira, nel mese di marzo 2001, in luogo di quello distrutto dall'incendio boschivo del 15 febbraio 90. Buongiorno, eccoci qua, 94esimo giorno. Oggi è il 2 settembre e siamo pronti a ripartire dopo lo stop di ieri, forzato perché pioveva come Dio lo mandava. E quindi salutiamo il bivacchino, rifugio forestale Sellina, bello. È stato bello passare qua 2 giorni e ripararmi dalla pioggia. Adesso andiamo in giù. Andiamo in giù. Dice qua, Borgata Centro, un'oretta. Bene, andiamo. Oh, che bene, che bene. Ho fatto una bella dormita, anche se mi sono svegliato più volte nella notte per andare a pisciare, cioè non so, problemi alla vescica. È così. Mattino ho anche avuto un po' di cacottino, speriamo bene. E andiamo, che oggi vorrei fare il tappone della vita. Anche il record di Strava di chilometri, ci riesco. Sono le 8, sono svegliato alle 6, sì, 5 e mezza ero sveglio. Ansia, vedo l'ora di arrivare, mamma mia. E oggi ripartiamo, dai, abbiamo 700-800 di livello a scendere e poi tutta pianura. E poi arrivo all'altra, finisco la pianura, per dire, sì, pianura. E poi dovrei andare verso Limone, che sono 44 km. Vediamo se ci riesco. Nel frattempo, che bomba! Si apre una vista paura sulle montagne cozie. Forse sono anche marittime quelle. Scopriremo, perché dalle cozie sono uscito e dovrei rientrare nelle marittime dopo Limone. Ma vediamo. Buono, scendiamo, cerchiamo di non lavarci troppo gli scarponi, che oggi si fa chilometri, oggi c'è asfalto e se mi trovo davanti un negozio di scarpe mi sa che faccio l'acquisto, mi prendo un paio di scarpe belle morbide, intanto qua le montagne non c'è ancora tanto da fare. Poi gli scarponi li attacco allo zaino, se serve me li metto su, però anche in ciabatte, cazzo. Oh, che bomba! Boom baby! Un po' di pianura, un po' di cuneese, bello, che spettacolo. E andiamo. Oggi sono bello carico, ieri mi sono mangiato tutto, infatti oggi devo stare attento a non fare spese al primo market row, ma quelli più avanti, perché lo zaino è bello leggero, così faccio performance, riesco a macinare chilometri. Fa tempo, che bomba. Sentiero tutto bagnato. Beh, ieri ha piovuto tutto il giorno ed è pieno di sti funghi. Penso mazze di tamburo, sentivo di dire alla gente. Mettete a posto, sì. Sentivo dire alla gente mazza di tamburo. Bene. Sentiamo per i prossimi aggiornamenti e io vado sempre dritto, sempre verso sud. E dai che mancano 80 km in aria, dai cazzo, dai che si vola. Ma qua ci sono i cani feroci. Eccoli, appena fermato per il pranzetto a Carraglio e adesso tiro dritto al prossimo paese, che sono 6-7 km, 7, 8, facciamo, che Limone è ancora 30 km, quindi è dura oggi bisogna macinare chilometri per arrivare al campeggio, se no bisogna fare l'abusivo. Almeno c'ho l'ultimo paesino, San qualcosa che non mi ricordo mai il nome, e lì faccio spesina e poi salgo la valle verso Limone. Bene, adesso devo rientrare nel mood della sofference e camminare, e andiamo. Il piede destro sta abbastanza bene, un po' il tallone, ma ci ho messo il cerotto oggi, ma il piede sinistro, il mignolo, è l'inferno. C'ho le lame proprio, ogni passo ho le lame che mi penetrano.
ma io tengo duro e non mollo un cazzo, Dio cane, via così, sempre dritti, che oggi c'è un sacco di asfalto, nei prossimi giorni c'è un sacco di asfalto. Dai che ce la portiamo a casa in settimana, dai che ho controllato prima, sono 71 in linea d'aria, dai che 10 me li sono mangiati, dai vediamo se riesco a mangiarne altri 20 e andiamo verso 20 miglia. Yuhu!